lo rappresento plasticamente. Comunque, Barbare Eleganti, mi serve il vostro aiuto, perché io non ho capito lì Donald Trump che cazzo sta facendo lì alla Casa Bianca. Cioè, non capisco, l'ucraino drogato, che cosa chiede? Cioè, io non... Ma stanno a buffate e mazzate. Che succede? Cioè, alla fine Gazzola si pappa tutta la Russia, fatemi capire. Ditto, ormai te lo chiede il popolo a gran voce. Fai sta foto. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao Fiero, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti! Buonasera, bentornati su Radio Libertà con voi i Barbari Eleganti. Che dire, c'è sempre il solito Gaz, ahimè, con il buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Cioè ormai così, cioè presentazioni che fa così senza neanche presentarci uno per uno. Ma esatto, ormai bisogna tagliare, è una giungla qua, bisogna fare tagliare un po' tutto. di spending review a livello di scaletta. Esatto. Vabbè, vuoi salutare gli ascoltatori, Vittorio? No, ormai mi sono offeso, cazzo, quindi niente. Come sei offeso? Offeso. Chiudiamo qua, salutiamo, mettiamo la musica. Mi sa che esce con la coda giù come Zelensky dopo che ha incontrato Trump. Va bene. Subito così. Va bene. Guarda questo traditore dell'Europa, Madonna. Va bene che è sempre stato un agente del Cremlino sotto copertura. Che prendi i rubli. No, bolscevico è agente del Cremlino, assolutamente. Vabbè, bolscevico abbiamo fatto anche un test che dimostra che è un bolscevico, assolutamente. Però moderno, attualizzato. Nel terzo millennio. Esatto. Che dire? Quindi cazzo, hai voluto subito buttare l'argomento più... Io l'ho buttata nella mischia, un po' come quando vai a giocare a poker e fai l'all-in, no? Sì. Possiamo dire povero Zelensky che è stato invitato alla Casa Bianca con l'unico scopo di essere bullizzato in diretta mondiale. Povero mica tanto. Ma vai a cagare, va Gazzola, questo qui dovrebbe essere, come dire, quello che tiene le redini del mondo. Sì. Come a capo Trump a capo della prima potenza mondiale. Ci si aspetta una certa maturità dal leader della prima potenza mondiale. Vorrei ricordare ad esempio George W. Bush con la sua amministrazione. Non sarebbe mai successa una cosa del genere. No, avrebbe direttamente bombardato qualche paese per importare la democrazia, assolutamente. C'è un po' di raffreddore in quello studio. Era un po' raffreddato Zelensky, no? Forse tra l'altro mi ha fatto morire Trump quando l'ha ricevuto, quando l'ha accolto, che gli ha detto: "Oh, guardate, si è messo in tiro oggi, è venuto elegante". Un imbarazzo veramente, cioè se fossi un cittadino americano oggi mi sentirei imbarazzato per il mio presidente. Sì, peccato che l'hanno votato, quindi sono anche contenti per e quindi è andata così. Scognamiglio direbbe qualcosa, cioè sulla sua teoria della non validità della democrazia. Sì. Comunque è veramente ad esempio Reagan, lui i russi li prendeva a calci nel culo, qui qualcuno il culo dei russi lo va a leccare. Ma non è vero, vero. Ma non puoi dire una roba del genere. Ma sì, assolutamente. La distruzione del partito repubblicano è stata ufficialmente conclusa. Cioè non ha più senso se considerarsi repubblicani se hai dei veri valori repubblicani, perché non lo rappresentano più. Io qua faccio mie le parole che ha detto la scorsa puntata il dottor Fertonani. In una scala di frasi omosessuali, il sono repubblicano neocon è ben sopra il io sono gay. Ma il dottor Fertonani non ha capito una cosa, cioè che lui lo utilizza come un insulto.
Ma per noi è un vanto l'omosessualità, è un vanto. Parla per te, Ma certo, per noi assolutamente, noi neocon, noi si dà del voi, capito? noi neocon, io qui mi sento di rappresentare l'anima neocon e dico che per noi non è un insulto perché non viviamo nell'età della pietra o non siamo bambini di 5 anni che dicono gay come insulto. Quindi repubblicani omosessuali è questo che volete rappresentare. Ma certo, come ci sono i conservativi LGBT, ci sono anche i repubblicani. Appunto, no, Gaz? Vabbè, io non sto no, ma io non so neanche più a commentarlo, cioè ecco, salutiamo i nostri fans. C'è la redazione che sta ascoltando la puntata in diretta ed è entusiasta. Sì, no, ma io capisco che poi sono entusiasti quando non ci ascoltano, perché qua è geopolitica, cioè quella seria, quella per citare, ascolta, per citare un se la personaggio molto geopolitica seria attuale. sono quella del giornale, cioè che c'è in Italia nelle varie televisioni, Sì, nei veri zitto, programmi dai. televisivi, probabilmente siamo meglio noi. Quella geopolitica, per citare qualcuno di molto attuale, che provoca quella adrenalina pura, capito? Vabbè, andiamo avanti. Sempre iscritto al Fabrizio Corona Premium. Io non posso negarlo né confermarlo, però non lo neghi né lo confermi. Esatto. Però il tuo conto corrente però, ha una 10 euro in meno tutti 5. i mesi. Però devo dire che adesso verifichiamo l'attendibilità di certe notizie, perché ti è arrivata una soffiata. no, perché tra oggi e domani capiremo se una notizia che lui ha dato in anteprima, molto attuale, molto delicata, il Santo Padre, sia effettivamente vera o campata così per aria. Speriamo. Anche secondo me, dalla regia sì, fumate nere. Vabbè, vediamo. Comunque, a proposito di notizie proprio fresche, attuali, ma sai quanto sarebbe bello se arrivasse la notizia adesso in diretta e fosse lui a darla, cioè sarebbe di fosse lui il Papa. E fosse il Papa, non il Papa nero. sì. Grande fan di Giulio Andreotti, grazie. Comunque, Okay. a proposito di attualità e di notizie fresche, possiamo andare con la notizia proprio della giornata. Prima volta nella storia di Radio Libertà, di Radio Libertà dei Barbari Eleganti, allora, c'è la regia che mi dice seconda volta, io però stavo per dire un'altra cosa. Non prima volta che leggiamo un foglio stampato, perché ovviamente è successo 2 volte nei 2 speciali di Sanremo con la scaletta che la nostra regista ci ha fatto trovare qui, bella stampata, con degli ottimi colori, degli ottimi font, in grassetto, in corsivo, sottolineato, Times New Roman. Prima volta che leggiamo una notizia stampata, perché tutte le volte che dobbiamo preparare la scaletta per questa maledetta trasmissione, il cugino mi manda gli articoli del Corriere della Sera e io gli dico non mandarmi del Corriere, perché il Corriere c'ha quelli a pagamento e per leggere la notizia dobbiamo abbonarci. E invece, per aggirare la cosa, qui in redazione qualcuno è abbonato al Corriere, allora ha scaricato la notizia, l'ha stampata addirittura a colori, con l'inchiostro pagato da Radio Libertà ovviamente, e quindi la possiamo leggere in diretta. Incredibile. Cioè, direi che abbiamo fatto a livello giornalistico un salto di qualità, cugino. Assolutamente, no, prego, cugino. Potrei allora, mai toglierti questo onore? Ma assolutamente no. Germania, auto contro la folla di Mannheim, almeno 2 morti e 25 feriti. Arrestato il conducente, è un cittadino tedesco. A Mannheim un'auto si sarebbe lanciata contro la folla causando, secondo quanto riferito dai media, almeno 2 morti e oltre 20 feriti. La polizia al momento ne conferma uno solo, arrestato il conducente e sequestrato il veicolo. Poi altri dettagli interessanti. No, devo dire di no. Beh, sì, dettaglio interessante, comunque cittadino tedesco, ma dov'era all'origine, caro cugino, di questo? Di un paese che se fossi tu il presidente degli Stati Uniti verrebbe bombardato per caso. Assolutamente, c'è stato un grosso errore. Il giorno stesso della nomina, probabilmente. Ma assolutamente, un grosso errore della prima amministrazione Trump, uno dei tanti, è stato appunto ritirare delle truppe da quel paese, cioè l'Afghanistan. L'ha messo in pratica Biden, non dimentichiamo. Non sarebbe andata male in qualsiasi caso. Comunque, questo lo dici tu. Parliamo però, vorrei fare una considerazione su quello che sta succedendo, perché molte volte sta succedendo in Germania che dei cittadini di origine afghana vadano contro la folla, ma mi è venuto il dubbio, ma è veramente terrorismo? Non è che noi stiamo confondendo le cose?
Cioè non è che questi qui semplicemente, vista le loro esperienze pregresse in Afghanistan, dove le strade ci sono e non ci sono, le leggi diciamo stradali ci sono e non ci sono, questi qui vanno così proprio perché non sono capaci di guidare. No, vabbè, adesso mettersi a fare questo humor su un attentato terroristico con dei morti. A me il dubbio viene, insomma, non so voi, ma a me il dubbio viene. Io non posso credere che l'abbia detto veramente. No, la notizia brutta sicuramente. Ma dai, ma si può. Ma io mi scuso, io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Io invece ma la si ringrazio. può fare questo humor sugli attentati terroristici? Io invece la ringrazio se ci cancellano una volta per tutte, perché ci fanno solo un favore. Tu ti dissoci da questi? Assolutamente, io sempre mi Cugino. dissocio. Evidentemente Gaz non è uno che apprezza, diciamo, è un politicamente corretto, per lui l'umorismo non lo si può fare su determinate categorie, su determinati eventi, insomma uno che si è lamentato del woke in tutti questi anni e poi è il primo ad essere woke, insomma. Sei woke, Gaz. Non è vero. Dovremmo fare il test quanto sei woke, secondo me Gazzola potrebbe raggiungere i livelli più alti. A parte che non devi pronunciare il mio nome in vano. È vero, il suo nome completo non vuole che venga pronunciato. Esatto. Seconda cosa, non sono mai stato woke, cioè no, proprio. Dopo vedere Vittorio anche io ho i miei dubbi, cioè, no, come per il conducente ho i miei dubbi, i miei legittimi dubbi. Tieniti i tuoi legittimi dubbi, va bene. Vabbè, comunque andiamo avanti. Il centro della città, no, io ne approfitto per leggere la notizia perché l'abbiamo stampata. Vai. Quindi leggiamo almeno 2 righe. Allora, il reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario ha dichiarato l'allerta calamità. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, sulla strada nei pressi della fermata Strockmarkt sono presenti diversi pezzi di automobili. Lo stesso giornale riporta, Mannheim 24, riporta anche che in città in questi giorni è in corso il mercato di carnevale, composto da 60 stand gastronomici, giostre e artisti di strada. Ma secondo voi gli stand di carnevale di Mannheim venderanno le chiacchiere? Vabbè, rispondete, venderanno le chiacchiere? Può essere. E le venderanno a 100 euro secondo voi? Al chilo? Può essere. Parleremo di questo dopo la prima canzone. Mandiamo il buon Lucio Corsi con il suo omaggio ai Blues Brothers, Magia Nera. Chissà se il resto dei miei sogni porta ancora con sé. Che cosa? La mia scorta luminosa di stelle nelle tenebre, nello spirito. Oppure tutto è andato storto e stelle non ne ha più. Il cielo come un telo mi è caduto addosso, erano i chiodi per tenerlo su. Ci coprono di tanti sogni grandi, siamo bambole magia nera, 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 nera magia nera, 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 nera magia nera, 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 nera. Il resto dei miei sogni chissà che cosa in serbo per me. Che cosa se mi aspetta in fondo ai piedi del letto Mr. Boogeyman o il conte Dracula. Oppure tutto è andato al meglio ed anche con i miei anni in più. La volta celeste è ancora piena di stelle, i chiodi che la tengono su. Ci coprono di tagli sogni grandi, siamo bambole voodoo. Magia nera, 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 nera voodoo. Magia nera, 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 nera voodoo. Magia nera, nera, nera.
Bene, Eccoci, siamo rieccoci. tornati in onda. Buonasera. C'è stato un piccolo fuori onda molto interessante, però vabbè. Ma perché la canzone durava poco. Questa era Magia Nera, il bellissimo omaggio ai Blues Brothers di Lucio Corsi, che è un ragazzo che sta facendo tanto successo. Che ci rappresenterà all'Eurovision. Che ci rappresenterà all'Eurovision, infatti sarà bellissimo perché lui non c'entra assolutamente nulla con tutta quella cloaca imbarazzante e sarà ancora più bello proprio per questo. Ma chi rappresenterà l'Italia? Rappresenterà l'Italia un certo Tommy Cash con una canzone che noi manderemo Non è vero. come seconda Non è vero. Il vero. Lui sarà il vero secondo rappresentante, dell'Italia. che poi bisogna vedere anche San Marino che esprimerà. perché Quindi si sta parlando di Gabri Ponte. potremmo avere 3 rappresentanti italiani all'Eurovision Song Contest. Esatto. Signori, Stiamo dicendo delle chiacchiere. esatto. Settimana prossima, nonostante a Senago abbiano festeggiato il carnevale questo Perché weekend, proprio a Senago. e infatti dicevo, ma figa, ma Senago che è in provincia di Milano non segue il rito ambrosiano? L'ha fatto nel weekend, quello romano si chiama? Quello Sì, vabbè, ufficiale. esatto. Però vabbè, noi ovviamente festeggiamo il carnevale settimana prossima con il rito quello ambrosiano, ovviamente, perché siamo di Milano. No, dillo. Ma che cazzo se ne frega del carnevale, dai! Vabbè, Vabbè, è bella scusa, cosa. scusa, I bambini, i carri che si Lo potrei festeggiare solamente se fossi a Venezia e potrei fare un cosplay Vabbè, di ma- Assassin's Creed 2. Ma tu parli con lui, cioè per lui il carnevale ogni giorno. Ma Ma vedi Ma come vai si a veste? cagare. perché è sempre vestito È da sempre clown. vestito lui. da clown, Ma su, smettila. Fantastico. Che non c'è Scognamiglio a fare il troll, cioè se vuoi prendere no, il suo Beh, non è posto, una trollata questa. No, Però. è una constatazione. Comunque nulla vai di- con le chiacchiere. Allora, questa è una polemica che noi abbiamo fatto, cioè non è una polemica, è un dibattito che noi abbiamo fatto tante volte qua, perché almeno penso ogni 2 o 3 mesi esce la notizia di qualcuno che vende del cibo a un prezzo esagerato, scoppia la polemica e poi noi come al solito, vabbè, ma se voi siete così coglioni da comprare quel cibo a quel prezzo così alto, aveva ragione Vanna Marchi e quindi insomma diamo la notizia e poi diciamo la stessa cosa che ripetiamo tutte le volte da 2 anni e mezzo quando arrivano notizie di questo tipo. Chiacchiere a 100 euro al chilo, il pasticcere napoletano, il maestro Massari questa volta ha esagerato. Fallo un po' più napoletano. Vabbè, adesso non è che posso. Vabbè, ha reso l'idea, però. Il maestro Massari questa volta è esagerato. Non è che sono un imitatore, che sarebbe anche abbastanza cringe, per quanto lo sia già. Beh, siamo da trasmissione cringe, quindi non credo che... C'hai ragione. Ma cugino, ma tu sicuramente lo sai fare meglio accento napoletano. No, direi proprio di no. Per quando io sono più un fan del Vomero che di Gio Napoli. Beh, quindi- giusto. Il maestro Massari questa volta è esagerato. Così. Mamma mia che cringe, signori. Allora, genio del marketing, ma si tratta di un insulto alla tradizione. È di questi giorni la notizia che ha infiammato il mondo della pasticceria italiana sul dolce tipico carnevalesco, le chiacchiere. Insomma, c'è un dibattito su come si dica questa parola. Regia, tu che arrivi non da Milano, come si dice da dove Sei ancora arrivi? in tempo per non rispondere. Sveva, da dove arrivi tu come si dice? Le frappe. Le frappe. L'unico modo in cui si devono chiamare le chiacchiere. Secondo Le te si devono frappe. chiamare frappe? Ma frappe suona male. Cioè, chiacchiere è più bello, è più quasi cartunesco, più No. simpatico. Sei un poeta. Frappe. Vedi, comunque questo qui mi sembra il solito atteggiamento romanesco che vuole imporre al nord, vero, vuole portare delle anche un po' imposizioni. burino. Allora, qui ci fermiamo. Qui vi abbasso il microfono e mi mando via, perché se non è la redazione a cancellarvi il programma, potrebbe essere la regia. Tu pensa che Tony F probabilmente quando tornerà a casa dirà oh ma l'hai Dammi una comprate- mano. ma l'hai comprate le frappe? Sì, questo è vero, ma Sì? Ma le chiacchiere si dicono in Lombardia, ma anche in Campania. Aia. Quindi c'è un collegamento. Quindi dici che non dovremmo essere fieri di... no, vabbè, amici napoletani, ovviamente si scherza, Beh, gli è una eleganti burla. signori del Vomero avranno importato Vomero. uno stile più lombardo che è più, come dire, è più consono al loro essere, quindi Rita De assolutamente... Crescenzo dice sì, frappe magari,
dice chiacchiere. Ma perché si chiamano chiacchiere? Cioè, nella mia testa si Tu sei chiamano... contento di parlare come Rita De Crescenzo? Vabbè, ma adesso questo no, è pesante. è una fallacia argomentativa Io non sono questa, è una felice di fallacia parlare come Tony argomentativa. F, ma tu non devi essere felice di parlare come Rita De Crescenzo. Questo è pesante. È partito, Signori, è partito un dissing signori, tra la mi ha regia spento, e la conduzione. mi ha spento, io- quindi... E a sua discolpa il cugino Marco, comunque la sua casa a Roccaraso, anzi la sua Vabbè, villa ciao è stata Marco, è venduta. stato bello oggi. Non posso Buona restare qui. settimana No, anche a dai, te. dai, ma Non posso poi, ma restare poi. qui perché sono stato umiliato. Onestamente, In diretta poi. venire umiliato in diretta nella mia trasmissione, questo mi sembra un po' troppo. esagerato. Ma visto che io sono superiore, rimango. Ah, bravo. Non sei commento sportivo. oltre per non ferirti ancora. Oh, vedi, questa non voleva parlare, adesso si è presa bene. Dai, resta in diretta tutta la Ti è puntata. passata sopra con un Da che doveva dire solo come si chiamava nel suo dialetto, Beh, adesso... giusto, dato che ormai è Alla entrata nella grande, conversazione, alla grande. lei Esatto. diciamo non è mai entrata in questo dibattito. Che E meno male. Allora, aspetta, qui visto si parla non è una di- notizia politica, quindi non ti infastidirà a dare la tua opinione sulle Ma tu chiacchiere. sei favorevole a spendere anche di più, che quello che può essere pagare le chiacchiere 100 euro, quell'altra volta era la pizza gourmet. O pensi che chi lo 100 fa è un euro. idiota? Allora, Prego. il giorno in cui è uscita la notizia delle chiacchiere a 100 euro Sì. di Genio Massari, io avevo fatto colazione dai Genio Massari e avevo mangiato le frappe. Le chiacchiere. E mi ha fatto molto sorridere. E io mi scuso con il maestro Eugenio Massari, ma a me le sue chiacchiere non sono piaciute. Cioè, penso che siano uguali a tutte le altre chiacchiere. Sì, non trovo Cioè, la no, motivazione allora, per cui dovrei pagarle 100 euro. al Esatto, chilo. allora, mentre magari la pizza di Cracco dici è una pizza, però è neanche. fatta da Cracco in Ma maniera cosa paghi particolare. una pizza No. Ho capito, però euro, ma cerchiamo di scusa. fare gli avvocati del diavolo, No, io noi, sono che, d'accordo noi con giuristi. Gaz. Scusa, ma Cioè, secondo me paghi l'esperienza. Se c'è Esatto, un'esperienza, però vai da da Genio Cracco. Massari non è No, l'esperienza. non fai l'esperienza. Cioè, vai lì e compri e Cioè, te ne se vai vai. da Max Mariola. Sì, ecco, anche lui lo abbiamo insultato. No, io non lo insulto, il caro Max. E mi fa la carbonara in cui me la fa vedere e mi fa lo show cooking, in cui sono stata tra l'altro, va bene. E io non mangio ha carbonara, senso, però ho ha mangiato quelle di senso. Max Mariola e Beh, sei romana, cioè per io te non mangio mangiare la la carbonara quelle di Max Mariola sarebbe banale. va benissimo. Quindi E sei stata da Max Mariola e gli hai... Vedi, Soddisfatta. Sveva è una di quelle persone che alimentano questo business degli chef influencer. ora non ci allarghiamo. E infatti, quando noi diciamo ma chi è così? Ad andare... No, dai, Vuoi no. essere colpito e fondato ancora oppure No, mi fermo no, qua? Ma no, risparmia, no. lo sveva, poveretto, Sono- ma lo vedi anche con le conciate. ma- No, anche amica Carnevale mia. fra Ma poco. io non vado da Crazy Amica mia, Pizza. sono un gentiluomo, non mi vado da permetterei Crazy mai di Pizza a spendere insultarti in 60 diretta. euro una pizza, Ecco, quello non lo esatto, farei Crazy mai, Pizza. mai, Ecco, chi mai. spende 60 euro per una pizza col patanega, allora qua Vabbè. tu non c'eri ancora, Vabbè. quindi non te lo ricordi, però Quello sì. qualche mese fa ne avevamo parlato e io ho detto, guarda, per me, io che sono a favore del capitalismo, libero mercato e tutto nessuno tocchi a Briatore la libertà di vendere a 60 euro una pizza con sopra una striscia di pata negra, che è una roba oscena perché chi ama veramente il pata negra non lo metterebbe mai sulla pizza, però io ho il diritto di dire che per me, nonostante lui abbia tutto il diritto di venderla, per me chi ci va e gliela compra è un coglione e merita di essere fregato. Vabbè, E magari qui c'era non c'è solo il Scognamiglio, pata negra, scusa, e qui cioè. c'era Scognamiglio che diceva no, tu non sei un vero liberale, tu non Ma c'ha rispetti ragione Scognamiglio, c'ha Ma ragione. dai, ma ragazzi, Ma Vabbè, vabbè, lo sveva, è capito, più o meno lo stesso Facciamo No. intervenire un vero liberale, cioè secondo me Marco ha tutto il diritto di poter Ah, non è insultare chi liberale va... se dici una roba del Ma genere. è diritto, cosa- ma dai. nella libertà di espressione c'è anche il diritto Sì, di insultare, no, di... Esatto, però non puoi dire... Cioè, Poi per me comunque in principio, secondo me non ci Flavio sta, Briatore non ci che sta, apre ma- il Crazy Pizza a Napoli per smontare quella pizza schifosa, sopravvalutata, che tutti incensano e portano alle stelle e la definiscono come la più buona del mondo, ha fatto un servizio utile alla società, cioè smontare quella schifosa pizza napoletana. Io ci E tengo a qui dirò precisare che qualcosa a mangio favore della solo regia, cioè io pizza preferisco napoletana veramente quella con il romana rispetto a cornicione. quella No, napoletana. la pizza Io romana no. è uguale alla pizza non che ti diciamo. fa il kebabaro. Allora, Vera ascoltami. pizza, la vera pizza. La Io- pizza io dico- romana è uguale alla pizza che ti fa l'egiziano sotto casa. La pizza vera più pizza buona è quella è- dell'egiziano. La vera pizza è quella napoletana con il cornicione alto, i pezzi Ma di vai a mozzarella cagare, non la e riesci a polpa di mangiare, che ti pomodoro. cade tutto. Io sono d'accordo sul fatto che la pizza napoletana sia più buona di quella Oh. romana, ma non mi puoi dire che è quella del kebabaro.
che quella romana è quella del kebab. Ma sì, dai, è la stessa cosa, dai. Io ti Quella passo il microfono, cioè basta. quella sottile così che quando la prendi in mano ti rimane tipo un blocco. Cioè, quanto è buona la pizza napoletana che quando la tiri su un po' ti sgocciola l'olio. Fa schifo. Invece lì è la pizza è romana, immangiabile. la pizza ti romana, sporchi tutto. tu la prendi in mano ed è un blocco Hai unico. mai mangiato le pizzette rosse? No, Scrocchiarelle? a me quelle non piacciono. Sì, e vabbè, allora puoi uscire. A me piace la pizza rotonda. Io non mangio neanche la pizza al trancio, figurati. Abbiamo andato. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Che poi siamo passati dalla Padania in Esatto. questi studi alla pizza napoletana. È un po', esatto. è un po'... Ma la nostra pizza è quella del kebabaro, che è eccezionale, assolutamente. No, Sveva, per chiudere, quindi cosa ne pensi di tutti questi chef che fanno, cioè tu che sei cliente di questa gente che approfitta Io non dell'hype sono sui cliente social? Poi te l'ha già detto, fai paghi- colazione del Gino Massari, prendi la carbonara da Max Mariola, poi magari ti fai anche il panino da Steven Basalari con Mollico Senza. No, quello no, ci sei andata però. Posso dire a Ci sua sei difesa andata. però Sì, che Max sì. Mariola è un gran bell'uomo, quindi ci andrei. Molto simpatico, tra l'altro. Ma anche a me sta simpatico. Perché tu vai lì per Ma pagare lo lo show. show. Ma pagare 30 euro una Ma è carbonara. uno show cooking. vai a Ma pagare per lo show. sentire il The Sound of Ma Love scusa ci un attimo, andrei ma scusa un Anch'io. attimo. Ma scusa un attimo. Questo è l'imborghesimento Ma smettila. del cibo popolare. Ma Dipende. scusa un attimo. È il cibo popolare Tu che si perché- imborghesisce per diventare vetrina per dei ricconi Tu annoiati. perché vai a vedere le partite allo stadio? Io non vado a vedere le Vabbè, partite non allo stadio. tu, Vittorio, non lo so. Perché fai l'abbonamento a Sky per vedere le partite o a DAZN per vedere le partite? Perché vedi tutto lo show, no? Che c'è. Se no stai sotto casa tua, giochi al campetto a calcetto. Non è cibo. Ma sì, ma è lo stesso Non è qualcosa che principio. nasce Poi, con una Gino, funzione. stai dicendo comunque una gran fesseria, perché comunque Ah sì, paghi lo il show. cibo tantissimi cuochi rinascimentali hanno trasformato piatti No, io della parlavo- cucina popolare in piatti della cucina aristocratica, quindi assolutamente. No, infatti, allora, lungi da me fare il difensore della cucina Poi, povera, però dai, adesso cioè, Io no, faccio la il difensora. difensore. Il difensore della cucina povera, ma dipende. Se mi porti a Milano una carbonara che mi costa 18 euro e la fa il primo scappato di casa, io non la prendo. Ma se c'è uno show cooking in cui io guardo uno chef certo. stellato o non che mi cucina davanti in un locale molto bello, Sì, io perché credo deve che sia essere il bello. caso di dare questi soldi. Bene, allora signori, se vi state chiedendo a un appuntamento con Sveva dove portarla, se volete portare fuori Sveva a mangiare, vi state chiedendo dove portarla a mangiare per questo appuntamento, portatela in un bel ristorante dove le fanno lo show e le fanno pagare una carbonara 30 euro. Sono assolutamente invece la tipica persona che gli piace tantissimo stare con la pizza margherita e la birra, molto semplice e tranquilla. Quindi non però mi fai colazione dai dipingere, Gino non mi Massari. dipingere così. Va bene. Questa parte di puntata è stata molto divertente, devo dire. E direi che possiamo concludere questa parte, prima di andare con la terza parte di puntata, nel modo più ignorante possibile, ossia annunciare la seconda canzone. Sì, a proposito di show cooking e tutto, io gradirei un po' di espresso, però da parte, cioè, voglio Ma bello espresso come? spettacolare, un po' macchiato. Un po' un po'- macchiato. però Tommy Cash con spettacolare. espresso macchiato. Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato por neon. Mio amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee very importante. No time to talk, scusi, my days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when
and dancing with the demons. No stress, no need to be depresso. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato por neon. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, it's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Che grande, cravatta la Donald Fantastico, Trump. fantastico. Caffè espresso macchiato nel sacchetto, se lo tira fuori, se lo beve tranquillamente, ma bellissimo. Posso dire, ovviamente io da Bellissimo. italiano e da fan, appena da neofan di Lucio Corsi, spero che ovviamente vinca lui, però nel caso non dovesse vincere, anche la vittoria di espresso macchiato, io penso che quanto costa? 20 centesimi il voto? 30? Io penso che i miei 30 centesimi di credito, Ma come fai a dare 20 centesimi a queste cose qua? perché ho tanti Cioè, soldi da buttare. Guarda, tu sei come quelle persone che spendono 5 euro per l'abbonamento a Fabrizio Corona. Ecco, Una roba ecco. imbarazzante, allucinante, vergognosa. Agghiacciante. Dato di cose agghiaccianti, allucinanti, vergognose, vogliamo parlare della setta cyberpunk vegan LGBT terrorista? Sei l'esponente te? Sì, assolutamente. Ah, ok. Fondatore. Va bene, va bene. Gaz, Buona sapere. qual è il tuo rapporto con le sette religiose? Ma hai avuto un rapporto, per fortuna. Cosa ti devo Cioè, dire? quelli No, che ti citofonano la domenica mattina no, ma chiedendoti a parte, di parlare di Gesù. a parte che quelli che mi citofonano non hanno mai ricevuto una risposta da parte mia, perché magicamente non sono mai a casa. Quindi, E beh, quindi certo, quello- a sciare, quindi. Beh, giusto, di domenica. Di pure domenica. sono impegnato, quindi... Però vabbè, no, perché mi fai questa No, domanda? l'argomento delle sette è un argomento molto serio, che in realtà la struttura settaria non riguarda semplicemente questi culti improvvisati con questi leader che si ergono, un po' come si chiamava quello degli Stati Uniti che poi ha fatto suicidare tutti? David Koresh. No, sarà un giro di ciupito tipo rito di Johnstown, si chiamava così. Sì. A volte l'organizzazione settaria, ne aveva parlato anche il dottor Fiertonani la prima volta che era venuto qui, che aveva fatto un'invettiva contro Andiamo una bene, nota qui. organizzazione cattolica milanese che è stata al potere e che è ancora al potere da tanti anni in questa Vabbè, regione. dai, ma è un'altra cosa adesso. L'organizzazione settaria c'è anche nei gruppi cristiani, quindi non dimentichiamoci mai questo, però ovviamente noi da signorini della cattolica non... Comunque, dopo questo breve anfratto, direi di cugino di parlare di questa setta. Zizians. Si chiama così, Zizians. Zizians, bel nome. Gaz, lo approvi tu il nome? Dai l'ok? No, non ti piace? Sembra Zizzani. No. L'ascesa della setta vegana, dalla filosofia alla violenza. Per favore, se andiamo un po' giù, perfetto. L'arresto di Jack Lasota, una donna transgender, nota Guarda online caso. come Ziz. Poteva Per essere favore, diversamente. non facciamo questi... Jack Lasota è un nome bellissimo. Con Jake la Furia, però Jack la Sota transgender. Ha portato alla ribalta la setta vegana violenta conosciuta come gli Zizians. Quella che fino a poche settimane fa era una minuscola sottocultura sconosciuta ai non addetti ai lavori e oggi sempre più sotto i riflettori.
mentre le autorità inquirenti scoprono dettagli inquietanti sull'ideologia del gruppo e sul coinvolgimento in diversi crimini violenti. Con la SOT al comando, gli Zizians sembrano essersi evoluti da un movimento filosofico di nicchia a una rete organizzata e radicalizzata, disposta a compiere azioni estreme per promuovere la loro ideologia. Abbiamo una chiamata. Buonasera. Pronto? Buonasera. 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 Vi ho ascoltati quando parlavate del grande maestro Iginio Massari. Allora vi faccio un piccolissimo esempio abbastanza stupido. Io vado in un colorificio, compro una tela bianca, un taglierino, la do a un mio amico, questo gli pianta dentro 2 squarci, la faccio vedere, mi dicono butta sta immondizia nel primo immondizzaio che trovi. Se invece questa tela Lei sta l'avesse per dire fatto Lucio un certo Fontana, Lucio giusto? Fontana, Ecco. a quel punto di allora lo stesso discorso. No, Le non è lo bugie, stesso come le chiamiamo- discorso. no, come le bugie, come le chiamiamo? No, Massari lui fa opere d'arte, non fa cibarie. È come quando uno andava a mangiare dal grande Gualtiero Marchesi. Ha Era ragione. la stessa medesima cosa. Tu vai, mangi un piatto, io ad un certo punto Sveva, andrei a regalare i soldi a questi intervieni tu maestri, dalla non ci regia. vado. Erano delle facci solo un segno dalla regia. Erano delle chiacchiere normalissime o avevano qualcosa in più che le rendeva delle opere d'arte? Ma niente, perché Dalla sono fatte regia da ci lui. dice di no. È perché sono fatte a lui, ho capito, ma Sono cioè, fatte da Massari, non cambia niente. Infatti io volessi andare a mangiare negli Champs-Élysées dalle no, vado a mangiare dalle no, mi costa 550 euro. ok, quindi lei sostiene. Ragazzi, è così la Ok, storia, quindi capisci? lei sostiene che il fatto centrale che rende queste chiacchiere delle opere d'arte non sta in come vengono fatte, ma dal fatto che vengano create da Iginio Massari. Bravo, vengono create da lui, perché ora diventa e se c'è gente che le compra, furbo Massari che le mette 100 euro, io fossi al posto suo le metto 500 euro, voi pensate che il fesso che le compra non lo trovate? Ma Esatto, per ma carità, sono se d'accordo, c'è quello ma chi che le ha compra è un comprato la fesso. banana per milioni di dollari, dai. Ma chi le compra Figurati secondo un po'. me è un fesso, tranne ovviamente la nostra regista. Ma no, ma chi le compra logicamente, ma sai perché le comprano? Per dire ragazzi, ma modestia aperte, io mangio le chiacchiero, le bugie, quelle che sono, però di Iginio Massari, cavoli, non c'è nulla che tenga. Invece a me non me ne frega niente, io le compro anche al supermercato a 6 euro al chilo. Sì, ma sono uguali, è Al quello letto, che... non al chilo al letto, non so quanto diavolo costano, non ho la minima idea, perché io non calcolo mai, le vedo, mi piacciono, le compro. Sì, Logicamente pure non io. vado a comprare quelle da 100 euro, siamo mica scemi, Sì. Però la storia è così, le persone hanno bisogno di esibirsi in qualche maniera, è una forma di esibizionismo e anche quella di acquistare determinati prodotti. Che vi devo dire? Certo. Furbi quelli che li mettono a sti prezzi e trovano sempre il pollo, il pesce che ha poco. Quindi lei è d'accordo con me quando dice che chi le prende sostanzialmente è un po' un pollo? Ma quello assolutamente sì, perché non è che io posso capire, dicono Iginio Massari ha fatto le chiacchiere con le foglie d'oro. Allora cazzarola, dici, vedi, foglia d'oro, l'oro ha il suo valore, quello che stavo poi oggi dicendo ha io raggiunto i prima. massimi storici, Assolutamente. e quindi a quel punto posso ancora farlo. È come andare a Dubai e mangiarti la bistecca da $3.000, però te la servono sul piatto con la fogliolina d'oro, però sei a Dubai. Quindi devi pagare tutto, andare da Briatore a pagare la pizza a 80 euro, 50, quanto diavolo costa, però dici, cavolo, io sono andato a mangiare la pizza da Briatore, io vado da Ciccio o Fetuso vicino a me, o che diciamo, come si chiama, da qualsiasi pizzeria, c'è un napoletano, io non abito in Torino, abito fuori Torino, c'è un napoletano, fa delle pizze che sono la fine del mondo e costano poi... Ma lei, visto che prima euro. stavamo facendo questo dibattito, lei preferisce la pizza napoletana o quella romana? Ma io a dire la verità ho sempre preferito la pizza napoletana, perché la pizza romana, ad essere onesti, non la conosco. Io conosco, noi qui in Piemonte si fa la pizza al padellino, che è molto buona, è fatta sempre tipo con la mozzarella, col pomodoro, eccetera, però viene cotta in un padellino e quindi è veramente buona, se fatta bene. Ci non sono due in Torino che la fanno veramente veramente bene, uno è uno che dal 35-36, quindi figurati, quasi 100 anni che ha la pizzeria, si tramandano di padre in figlio, e l'altro invece è un napoletano. Ci sono delle ottime pizzerie, ci sono anche quelle che ti fanno delle pizze che fanno schifo, sbagliamoci mai. Certo, quelle che piacciono a Vittorio, degli egiziani che te la fanno la pizza kebab.
Ma eppure no, la pizza kebab no, io sono andato al mio paese di origine, sono andato, che poi sempre in Piemonte, sono andato un'estate, combinazione cercavo qualcosa, è cambiato tutto logicamente, sono andato in una pizzeria gestita da marocchini, giuro su Dio veramente, infatti ho detto no cacchio, io la pizza qua non la vado a mangiare, però da dove andavo? Periodo pieno estivo eccetera, in sostanza l'ho mangiata, costava niente, ancora me la tiravano dietro, buonissima, veramente ben fatta, nulla da dire, nulla da eccepire, non era la pizza napoletana col cornicione misurato, eccetera eccetera, però era un'ottima pizza. Vabbè, si difendeva, va bene, la ringrazio per questo intervento, grazie per averci venuto compagnia. Quindi cugino, sei contento che qualcuno difenda finalmente. la pizza degli egiziani, dei marocchini? Comunque, continuiamo con la notizia. Gli attacchi... Allora, gli attacchi degli Zizians sono un esempio preoccupante di come l'estremismo ideologico alimentato dalla radicalizzazione online possa sfociare in violenza nel mondo reale. Ma perché? Che episodi di violenza fanno questi? Anche, si leggerà più avanti, anche degli omicidi. Questa organizzazione settaria sembrerebbe implicata in una serie di incidenti violenti in tutti gli Stati Uniti, tra cui spiccano gli scontri con le forze dell'ordine, le proteste aggressive e gli attacchi mirati. Vabbè, gli attacchi con le forze dell'ordine li fanno anche gli amici che condividono le idee di Gaza. Sì, esatto. Come no? I rapporti delle forze di polizia di diversi stati suggeriscono che se i membri aderiscano ad una visione del mondo rigida, quasi apocalittica, che combina elementi di veganismo radicale, anarchismo, pensiero transumanista e una profonda sfiducia nelle istituzioni statali. Cioè, quindi un po' per riassumere, questa è una setta di vegani, e già qui vabbè, anche perché i vegani ultimamente, per come si sono organizzati, sono diventati un po' una setta, addirittura hanno i loro reparti apposta, i loro menù apposta, insomma sono un po' come i musulmani, dai, che quando gli devi fare il menù un po' come, sì dai, che gli devi fare il menù senza carne di maiale, un po' come tutti quelli delle religioni alla fine. Appunto, è diventata una religione, il veganismo, anarchismo, quindi sono contro lo Stato, contro ogni forma di potere. Questo, No, vabbè, cugino. Poi, pensiero transumanista, questo non so cosa significhi, penso sia una roba spirituale, non so, non me ne intendo. Vuole intervenire la regia? Interessante. No, ok, no, pensavo stesse... No, va bene, no, pensavo che stessi intervenendo, in realtà stava lavorando dietro gli schermi. Tu sai che cos'è il transumanesimo, cugino? No, sinceramente non è un'ideologia a cui mi sono mai informato troppo. E una profonda sfiducia nelle istituzioni statali, che è quella che abbiamo anche noi, devo dire. Quindi devo dire che 2 su 4 li condividiamo anche noi. Sì, cugino. L'anarchismo, sia la sfiducia per le istituzioni, sia Sì, però il veganismo radicale, cioè per me è qualcosa di inconcepibile. Un po' lo siete, dai. Vegani? Sì, ma mangio carne tutti i giorni, come cazzo faccio ad essere vegano? Secondo me un po' lo sei vegano. Ma per me non c'è dai. nulla di più soddisfacente di mangiarmi gli arrosticini o una bella bistecca cotta alla brace. Ma perché ci guardi? Ma non so, ma voi avete la faccia da vegani alla fine. Ascolta, mangio carne 362 giorni su 360. Vabbè, questo non fa bene e posso non essere fa bene vegano, al corpo, cugino. Io fossi in te ridurrei. Che cazzo me ne frega? E poi quando ti troverai un bel male... Ma lui dice così, proprio per mascherare, un po' come quelli che fanno finta di avere una relazione con una donna, no? Sì. Per mascherare un po' l'omosessualità. Cioè lo stesso discorso del Vittorio. Lui è vegano. Ma che paragone è? Sì, ma è sempre così. Guarda, lui, tutto quello che dice, lui è l'esatto opposto. Cioè lui è sicuramente filorusso, lo so, su quello io ci metto 2 mani sul fuoco. È vegano. È sicuramente, ha dei gusti sessuali anche diversi. Quello sì. Ma sì, quando mai ho detto di no, coglione? Vedi che alza la voce. Quando uno alza la voce è sempre così, punto. Torniamo a parlare della setta. Vabbè, allora, a parlare della setta. Storicamente questo gruppo ha le sue radici nell'area della Baia di San Francisco. E dove se no, Gaz? Se non a San Francisco, ma nella baia però. Nella baia, dove nel 2016 Jack LaSota iniziò a pubblicare un blog sotto lo pseudonimo di Ziz, e non Aziz, che è quello che ti fa le pizze. Inizialmente gli iscritti di LaSota attrassero un pubblico di nicchia, in particolare all'interno dei circolini online interessati alla filosofia, all'intelligenza artificiale e alle teorie sociali radicali.
Tuttavia, nel tempo le sue idee si sono evolute in un'ideologia più complessa e controversa, che ha iniziato ad attrarre seguaci, formando infine le basi di quello che ora è conosciuto come il movimento Zyzians. E signori, questo mix ha trasformato questa ideologia in un'ideologia violenta, si è evoluta in atti illeciti, in illeciti penali, Gaz, e insomma è lunghissima questa notizia, ragazzi. Le connessioni transnazionali del gruppo potrebbero includere anche reti finanziarie, campagne di propaganda online e supporto logistico che permettono loro di pianificare e attuare azioni in tutta Europa. Cioè si sta proprio espandendo e sta arrivando anche da noi. Io non li voglio i terroristi vegani. Io non li voglio i terroristi vegani. Già mi stanno sui coglioni i terroristi islamici che portano avanti le loro idee malate. Ma figurati quelli vegani. Cioè, sarebbe praticamente il terrorismo dei radical chic. Perché alla fine i vegani sono loro, dai. Certo, io non ho mai visto uno che vive sotto la soglia di povertà vegano, dai. Assolutamente alla fine, no. questa cosa di essere vegano è un vizio dei privilegiati. È una moda da privilegiati. Da chi si può permettere la quinoa, l'avocado, queste cose qua. E non l'avocado, esattamente, cioè proprio è una moda degli ultimi tempi, no? Da quelli che abitano in area C, che abitano in centro città. Quindi qui abbiamo due potenziali candidati per entrare a far parte di questa set. No, perché il signor Rubeo e il signor Gazzola. Ma no, non penso proprio. Comunque c'è una notizia molto più bella. Cioè, tra l'altro, c'è questo pugile che ha un nome omonimo di una famosissima cantante americana. Sì. Titolo della notizia: chiamarsi Taylor Swift, tra bullismo e notorietà gratuita. Virgolettato: io combatto e la gente ride. È il combattente amatoriale di MMA più famoso al mondo perché si chiama come la celebre pop star statunitense. Convivo con quel nome da 21 anni, quindi ci sono abituato. Cioè, voi vi immaginate che questo sta per salire sul ring, annunciano: abbiamo alla destra del ring Taylor Swift, e tutti che ridono. Però che può essere una strategia, perché uno che si chiama Taylor Swift e ti devi prendere a cazzotti, magari lo sottovaluti un po' al momento, no? Sì. Dici, oddio, sarà proprio tanto carina, proprio Taylor Swift o lui? No, Taylor Swift. No, dici, questo qua mi deve menare a questo nome, invece poi invece no. tendi ad abbassare la guardia, no? Tendi a farlo. Beh, tu che ne sai, magari invece l'avversario odia talmente tanto Taylor Swift da sentire quel nome e partire proprio come un pazzo, pestarlo. Assolutamente, quello può essere. È diventato il fighter amatoriale di MMA o MMA, non lo so, MMA dico io, più famoso al mondo, ma non per meriti sportivi. A rendere celebre l'atleta nei primi mesi del 2025 è stata l'omonimia con Taylor Swift, la pop star statunitense che ha venduto di più nel 2024. Ma questo Taylor Swift non canta, ha 21 anni, è inglese, combatte nella classe pesi leggeri e ora vanta 3 vittorie in 4 incontri della MMA amateur inglesi, arti marziali miste. Swift è 4.674esimo del ranking europeo, ma i cosiddetti addetti ai lavori garantiscono che sia un fighter molto promettente. Ovviamente l'omonimia si è rivelata indirettamente una efficace strategia di marketing, ma il giovane combattente non si dichiara felice di chiamarsi in questo modo. Nemmeno il nome di battaglia Bad Blood, sangue cattivo, ha oscurato l'originale. La parte peggiore dell'incontro è quando entro nella gabbia e annunciano il mio nome. Quando sente Taylor Swift, metà del pubblico scoppia a ridere. Oltretutto Bad Blood ha scelto pure il nome della canzone di Taylor Swift. Esatto, che dovrebbe essere di 1989 dell'album. E io sono una Swiftie, scusate. Ha detto il giovane atleta: quando sente Taylor Swift, metà del pubblico scoppia a ridere. E se la celebre cantante ha spesso sofferto della paura da palcoscenico, il lottatore dilettante di arti marziali considera snervante il combattimento nella gabbia. Per il resto, niente in comune tra Taylor e Taylor. È straordinario, ragazzi. Fantastico. È straordinario. Fantastico. È straordinario. Non lo so, ci rimangono 2 minuti. Dai, facciamo in tempo a dare un'altra notizia. Cugino, leggi il titolo.
presta il marito alle altre donne per andarci a letto, rafforza la relazione. Ovviamente adesso Gazzola ci inizierà a dire al contrario, i soliti di sinistra, woke, pervertiti. Qualcun altro direbbe strano sessuali. Ma no, dai. Cioè, Gaz, a te piacerebbe se fossi tu l'uomo ad essere dato in prestito a un'altra donna dalla tua compagna per... Cioè, se la tua compagna dicesse Matteo, come ti chiama? Gaz, Matteo, Matte? Mi chiama Gaz sicuramente. Ecco, Gaz, amore mio, fidanzato mio, ti do in prestito ad altre donne, vai e fai esperienza. Vai e soddisfale. Poi torna e mostrami quello che hai imparato. Quello che hai imparato. Io non rispondo probabilmente perché torneresti meno imparato. Esatto. Di come sei partito. Pasticcino, tranquillo, puoi andarci quando vuoi con gli altri. Ecco. L'uomo ha avuto oltre 180 rapporti, che poi neanche usi tanti. Honey Brooks, 33 anni, permette al marito Hank di avere rapporti con altre donne, affermando che questo rafforza la loro relazione. In un anno Hank ha avuto relazioni con 20 donne, un numero che nel tempo è cresciuto fino a 180. Honey non solo approva le relazioni del marito, ma a volte lo aiuta a scegliere le partner, come nel caso di una mamma single della scuola dei figli. Meraviglioso, ma signori, ma che livello di perversione siamo? Ma è meraviglioso. È un mondo al contrario. È un mondo al contrario. Come si chiamano questi? Cuckold? Beh, lei sì, è una cuckold, probabilmente ha anche questo piacere nel vedere il marito avere rapporti con altre donne, ma non ci vedo assolutamente nulla di male. Gazzola, cioè se sono tutti d'accordo, se non devi nominare il mio nome in vano, soprattutto in questi momenti. Ma se non c'è un pasticcino. Ok, vabbè, no, neanche. Vabbè, rispondi che se sono tutti consenzienti, qual è il problema? Tutti si divertono. Assolutamente. Alcune esperienze con partner esterni hanno creato problemi, come una donna che voleva entrare stabilmente nella loro vita, costringendoli a minacciare un intervento della polizia. Capito poi dove si va a finire. Bene, Però signori, avevamo altre belle poliamore. notizie da dare. Poliamore, siamo tutti d'accordo qui col poliamore, d'altronde. Allora, tranne Gaz. Allora, signori, spero che questa ennesima puntata terribile dei Barbari Eleganti non vi sia piaciuta. Se la redazione non ci cancella il programma, vi diamo appuntamento a settimana prossima. Noi vi lasciamo con la canzone preferita di Gaz di questi ultimi tempi. No, la cantante preferita. Annunciala tu, Gaz. Vai, Sara Toscano, facci sognare con Amarcord. Con Amarcord. Signori, vi diamo appuntamento a settimana prossima e come sempre, cugino, viva i piedi!